C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo c'entro anch'io, vi raccontiamo oggi un'armatura massimiliana. Voi dite che cos'è? Guardatelo, no? È conservata al Museo delle Armi Luigi Marzoli. Poi il proverbio in dialetto. Ecco un'armatura composita, cioè composta da pezzi provenienti da altre armature. Il metto alla tedesca, gola di 4 lame, petto con resta, schiena con batticulo, falda di 3 lame, scarsella e di 8 lame, camicia di maglia, spallacci simmetrici, bracciali con cubitiera di 3 lame, manopola a mittene, gambiere con ginocchiello e schiniere, scarpe a zampa d'orso. Si tratta di una tipologia molto comune prodotta nelle aree tedesche meridionali nei primi decenni del XVI secolo. Infatti prendono il nome dall'imperatore Massimiliano I. Il proverbio di oggi è delicato e al contempo sarcastico. La politica, dis la poera gente, le la scienza per seria per scampare senza fa niente. La politica, dis la poera gente, è la scienza più seria per scampare senza fa niente. Cioè, ma che amica c'hai, ma è bravissima! Ma quanti giorni stai a Brescia? Ora quasi un mese, sì, quasi un mese. Pochi giorni e già ne sta assorbendo la nostra parlata. Quindi la politica, dice la povera gente, è la La scienza più seria per scampare, per vivere. ok. Per vivere senza... Senza fare niente. Ma non è vero, non è così. Non lo so. Non è vero che la politica... Relativamente, per alcuni è così, secondo me. Per Pochi. Sì. Alcuni sì. La politica, dice la povera gente, è una scienza La scienza? poco seria perché è Non poco, più seria. più seria perché per vivere, cioè si può vivere senza far niente? Sì, ma non è così. No. Giacomo, Angela e Caterina. Ma voi state a spasso, shopping. Esatto, usciamo a pranzo e poi shopping. Beh, ragazzi, la bella vita. Giacomo, come sei messo col dialetto? Male. Ci crediamo fino a un certo punto. Allora, sentiamo Caterina. Caterina, la politica, dis la poi rasente, è la scienza più seria per scampare senza fa niente. Alla politica, dice la povera gente, che è la scienza più seria per vivere senza far niente. Ma lo dice solo la povera gente, perché non è così, vero? No, lo dicono tutti, penso. Che appello facciamo ai politici all'ascolto? Non saprei. Di concretizzare quello che hanno promesso. Ovvero di darsi Da fare. poche parole e senso. Grazie. Grazie a voi, ciao. Bene, allora, la politica, dis la poi rasente, è la scienza più seria per scampare senza fa niente. Ci asteniamo da qualsiasi commento perché secondo noi non è così. Il bravo politico lavora con dovere e con senso di servizio nei confronti di tutta la popolazione. Speriamo ce ne siano e aumentino sempre di più. Grazie a tutte voi care amiche, a tutti voi cari amici. Vi lasciamo con i nostri ragazzi. Ci sentiamo alla prossima. Ciao. Ciao Luca, tu pensi di essere una persona tegna? Non lo so. Chi è la persona tegna? Che l'Elena tegna. È uno pesante? No, è una persona avara. Ah, no, allora non penso. Tegna anche la traduzione di tigna, nome della malattia della pelle. Tegna. C'entro anch'io.